Si è svolta presso la sede di Via Lucrezio una riunione programmatica della delegazione della FIGC di Agrigento, dove il presidente Stefano Valenti ha illustrato ai componenti nuovi e vecchi le linee guida della nuova stagione. Un discorso dove Valenti ha voluto precisare che la delegazione agrigentina, dopo i buoni risultati ottenuti negli anni passati, deve avere come obiettivo quello di migliorarsi sempre di più. Nei prossimi giorni sarà inaugurata presso la sede la nuova sala riunioni che permetterà di ospitare nel migliore dei modi, oltre che i componenti della delegazione, anche la società che sono il perno principale della FIGC. La politica della nostra delegazione è quella dei piccoli passi, ha detto Valenti, ma anno dopo anno dobbiamo proporre qualcosa di nuovo con l'obiettivo di migliorarci. In questa stagione siamo partiti bene, in quanto per la prima volta quest'anno ci sarà una squadra di calcio a 11 femminile, che è stata voluta da tutti noi, grazie anche al contributo di Giacomo Sabini, delegato provinciale per il calcio femminile, e la società Santa Sofia di Licata, che gestirà il Licata Calcio Femminile. Il presidente Valenti ha anche comunicato che sono ancora aperte le iscrizioni al campionato di terza categoria, la cui totale quota di iscrizione è stata sgravata della 800 euro della tassa di iscrizione. Per i campionati giovanili la categoria allievi giocherà il sabato, i giovanissimi e la domenica i juniores il lunedì.